Sapori di Proloco. Nel contesto di Villa Manin a Codroipo si è aperta la manifestazione enogastronomica più grande e attesa della regione. Dalla cena di sabato 16 all'inaugurazione ufficiale di domenica mattina gli ospiti non sono mancati e ora non rimane che attendere i 3 giorni dal 22 al 24 maggio per vivere tutto il Friuli Venezia Giulia con tipicità, gusto e tradizioni. La cerimonia ufficiale d'apertura della manifestazione ha visto il sovrintendente di Villa Manin con il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, l'europarlamentare Isabella De Monte, il presidente del comitato regionale dell'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia Walter Pezzarini, la dirigente dell'ERSA Sonia Venerus e Sergio Bolzonello, vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia e assessore delle attività produttive, commercio e cooperazione. Moltissime anche le autorità tra il pubblico presente, tra i tanti il neo assessore regionale alle risorse agricole e forestali Cristiano Sciaurli. Il Medio Friuli ha allestito con sinergia e lungimiranza uno stand che ha riscosso un successo inaudito. Entrando nell'area tra le Esedre, subito a destra, spicca la struttura a forma di treno e l'ospitalità di Sedegliano, Pozzo, Camino al Tagliamento e Zompicchia. Ho incontrato i 3 sindaci interessati, Nicola Locatelli di Camino al Tagliamento, Ivan Donati di Sedegliano e Fabio Marchetti di Codroipo, che ospita la manifestazione e le frazioni di Pozzo e Zompicchia con le Proloco coinvolte. La nostra Proloco, il VAR, ha uno stand non da sola come gli anni scorsi, ma con altre 3 Proloco, Sedegliano, Pozzo e Zompicchia. Quindi dall'unione delle forze di queste 4 Proloco ci sarà un eccellente menù che vedete qui accanto a me che potrete degustare. Questo è un altro degli aspetti belli di Sapore Proloco, quello di saper coltivare l'amicizia e le relazioni tra le varie comunità che compongono il Medio Friuli. Quindi un'occasione in più per venire allo stand della Proloco il VAR, di Pozzo, di Sedegliano e Zompicchia, mettendo assieme le forze e quindi raggiungendo e superando i limiti che ciascuna singolarmente aveva. Io penso che tutti quanti dovrebbero visitare questo stand proprio per il significato che ha di unire dei territori, essere uno spazio di fornitura di beni di elevatissima qualità, di prodotti di elevatissima qualità che sia sovraterritoriale, quindi che interessi non solo un comune, quindi non solo una realtà, ma che cominci a fare un ragionamento di rete su uno spazio molto più ampio. Splendida giornata di sole per uno splendido inizio della 14ª edizione di Sapori Proloco, un'edizione che quest'anno ha visto, come peraltro gli anni passati, un miglioramento continuo. Ci troviamo di fronte a uno stand molto particolare perché rappresenta uno spaccato della produzione enogastronomica del Medio Friuli. Infatti, oltre alle Proloco di Camino al Tagliamento, il VAR e di Sedegliano, vi sono le Proloco di Pozzo e di Zompicchia che rappresentano in un certo qual modo quella che è una realtà molto ampia dell'associazionismo di Codroipo, del codroipese e soprattutto di una cosa molto importante, ma delle sue frazioni, che appunto hanno deciso di aggregarsi e di fare una produzione comune per questa 14ª edizione di Sapori Proloco. Pensate un po' che siamo in concomitanza con un altro evento che trasporta moltissime migliaia di friulani fuori confine regionale intendo, perché c'è la Dunata Nazionale degli Alpini. Pertanto molte persone che sono i classici fruitori di manifestazioni come questa, giusto appunto gli alpini, sia da un lato che dall'altro direi del chiosco, perché molti alpini fanno anche i volontari nelle Proloco, si trovano in questi giorni all'Aquila per la Dunata Nazionale. Pertanto affluiranno qui, spero e auspico, numerosi anche nel prossimo weekend, che sarà un weekend lungo, una 3 giorni, che concluderà questa 14ª edizione di Sapori Proloco, che vedrà l'afflusso in questo bellissimo compendio che è Villa Manin e in quel di Codroipo per tutte queste persone. Per il Ponte News, Marco Mascioli.